Buona giornata, ben ritornati con noi, siamo in diretta naturalmente e parliamo con il nostro ospite, ve lo presento subito, Lindo Bertipaglia, ben arrivato qui con noi. Buongiorno a tutti. Vice sindaco di Polverara, una grossissima e lunghissima esperienza in un comune del territorio, sempre all'interno della struttura, quindi potrà darci dei consigli, ma soprattutto un ruolo importante in ANCI Veneto, capogruppo ANCI Veneto e fa parte anche del consiglio direttivo. Grazie di essere qui con noi naturalmente e con il nostro ospite, come vi dicevo, parleremo di un tema caldo, scottante, non piacevole, dell'IMU. Quindi questa nuova imposta che è stata aggiornata, rivista, perché non coincide assolutamente con quella che era la precedente ICI, né nelle destinazioni degli introiti né nelle modalità e nel quantum, e che soprattutto si sa che andrà a stravolgere la vita di moltissime persone. Stravolgerà anche l'esistenza dei comuni, perché i comuni comunque non sono stati soddisfatti di questa introduzione, perché finché si parlava di un ICI giovava moltissimo alle realtà comunali, ma in questo caso qua è stata ripristinata con la revisione delle rendite catastali, quindi in modo anche diverso e molto più oneroso. Allora, cosa dice signor vice sindaco al riguardo? L'IMU, che è la tassa municipale, Quindi dovrebbe essere... dovrebbe essere municipale, proprio municipale non è, perché gli introiti dell'IMU complessivamente dovrebbero essere 18 miliardi di euro. 9 di questi miliardi vanno allo Stato. E pertanto Quindi il 50%, di quello che entra va allo Stato. Va allo Stato. Quindi a Roma, partenza diretta. A Roma. E l'altra metà rimane ai comuni. I comuni hanno la possibilità di aumentare o diminuire del 2%, però comunque i 9 miliardi di euro comunque vanno allo Stato. Se i comuni aumentano il 2%, vanno 9 miliardi più il 2%. Se i comuni diminuiscono il 2%, che hanno questa possibilità di manovra, devono prendere dal proprio, perché comunque lo Stato vuole i suoi 9 miliardi. E pertanto i comuni saranno esattori per conto dello Stato. Bellissimo ruolo. Normalmente il cittadino che versava l'ICI, pur dispiaciuto di versarla, la versava volentieri, perché poi sapeva che questi soldi venivano investiti nel territorio, pertanto nelle strade, nei marciapiedi, nelle piste ciclabili, nell'arredo urbano, per tenere bene il comune. Adesso non è più ICI, è IMU, però il 50% va allo Stato. Però essendoci stata fatta la revisione delle rendite catastali, poi ci dovrà essere, è in corso d'opera questa benedetta revisione, la cifra sarà più alta di quella che era l'ICI. Ecco. E allora il primo grosso problema è che metà va allo Stato. L'ICI non sarà più un versamento come l'ICI di un tempo, ma sarà il 60% in più, perché le rendite catastali vanno aggiornate e aumentate del 60%. Cioè devono essere, se anche per esempio molti comuni del Veneto avevano già fatto l'aggiornamento, per questo eccesso di virtuosismo, che io di questo punto adeguiamoci, visto che siamo l'Italia Unita, adeguiamoci all'Italia Unita e navighiamo a bassi livelli, no? Perché è inutile primeggiare se poi arriva sempre la batosta. Il Veneto primeggia sempre anche come virtuosismo, i nostri comuni sono tutti virtuosi. Esatto, però il cittadino poi se la becca. Se la becca. Se la becca. Adesso non tutti i criteri sono ben definiti, perché c'è da dire anche che se è un'imposta municipale, il consiglio comunale dovrebbe fare un regolamento, perché queste sono le normative vigenti, e se il consiglio comunale può fare un regolamento, potrebbe definire alcuni termini, ad esempio dicendo qual è la prima casa. Nei regolamenti passati, quando c'era l'ICI, si diceva la prima casa è quella dove uno ha la residenza e ci vive. Uno poteva avere anche 2 appartamenti, ma ci viveva in 2 appartamenti, e sempre era prima casa, perché aveva 2 appartamenti che erano magari uno sotto, uno sopra, perché prima c'era il figlio, poi il figlio è andato via, li usava comunque lui ed era sempre prima casa. Avevamo anche una parte di questi casi, non tantissimi, ma ne avevamo. Invece avevamo tantissimi casi
dove il papà dava un appartamento al figlio, gli vendeva anche la nuda proprietà e si teneva l'usufrutto. Ecco, per tutti quelli che si sono tenuti l'usufrutto, questa è la seconda casa. La seconda, se uno ha 2 o 3 figli, avrà la seconda o la terza casa. E questo è un disastro, nel senso che si troverà delle cifre da pagare che sono enormi. Forse gli conviene direttamente andare dal notaio e vendere al figlio anche l'usufrutto. Di norma il papà, c'era in tutto il Veneto, c'è sempre stata questo modo di fare, di pensare. I genitori che avevano il terreno, soprattutto nelle zone agricole, quando facevano la casa, poi facevano l'appartamento, l'altra casetta per il figlio e poi l'altra ancora, si tenevano l'usufrutto, l'uso del bene e vendevano ai figli la nuda proprietà. Quando morivano la proprietà andava direttamente poi ai figli. Era un modo anche per tenere la proprietà unita, perché i figli comunque che si sposavano giovani tenessero la famiglia, uno magari non gli veniva in mente di vendere, c'era sempre il papà che doveva dare l'assenso alla vendita. In questo caso però il governo Monti non ci ha pensato e ha detto la prima casa è solamente una, tutte le altre sono seconde case. E pertanto se andiamo a fare il conteggio dell'IMU abbiamo delle cifre che sono elevatissime. Dobbiamo dire... Sì, il solito discorso, a parte questo discorso di case che poi sono utilizzate dalla famiglia, che è un dato oggettivo, c'è anche il fatto che molte seconde case, al di là di che le speculazioni, che poi molti ministri scopriamo che hanno 20-30 case, è una speculazione, un investimento, quel che si vuol dire. C'è chi ha la normale seconda casa. Ma nei nostri comuni questo non esiste. Esatto, non bravissimo. Esiste. La seconda casa che per fortuna esiste ancora l'affitto, dico per fortuna perché non tutti possono avere adesso l'ardire di comprarsi una casa e pagarsi la sproporzione di tasse che ci sono, anche questo bisogna tener conto. Ma se l'affitto andrà ad aumentare ineluttabilmente, i calcoli che ha fatto anche le proprietà edilizie, Lupi, sono ben precisi. Ovvio, il proprietario ha una tassa più alta, la locazione sarà a un prezzo diverso. Queste povere persone che vanno in affitto perché non hanno soldi e non possono permettersi assolutamente di fare un mutuo, si prenderanno un'ulteriore batosta, perché poi hanno bisogno di una casa dove abitare, non ci sono neanche appartamenti sufficienti. Tassare la casa, abbiamo visto negli anni, è sempre sbagliato. Prima di tutto perché la casa, uno se l'è costruita negli anni, ha pagato il mutuo, moltissimi hanno ancora il mutuo che devono terminare di pagare, e uno se lo sente come un bene proprio della famiglia, un bene che ha conquistato in tanti e tanti anni di lavoro. E per quello nel 2008 Berlusconi ancora aveva tirato via l'ICI sulla prima casa. È vero che questo ha portato a diminuire gli introiti per lo Stato e per i comuni anche, ma adesso andiamo a recuperare tutti quei soldi che non sono stati pagati in questi anni ed è veramente, in questo momento di crisi, è veramente una tassa eccessiva e pesante. Ma secondo lei quando si parlava, non so se lo faceva come battuta, di equità, provvedimenti dell'equità, provvedimenti per rilanciare l'economia, tutti questi di equità non c'è nulla, di rilancio dell'economia c'è ben poco perché ammazzano l'economia e le liberalizzazioni si sa non andranno certo a smuovere proprio nulla. Non può essere una tassa equa per molteplici motivi. Noi abbiamo degli anziani che hanno anche una casa grande, che ce l'hanno perché gli hanno lasciate i nonni e perché se la sono ristrutturata, qualcuno magari non riesce neanche, c'ha qualche lavoro da fare e non riesce neanche a farlo perché comunque costano e la pensione che prendono. Ci sono case vecchie che hanno tantissimi anni. E uno non fa mica il conto che questa è una casa vecchia e che ha tanti metri e che è tanto grande e che magari ha anche delle pertinenze perché in zona agricola sappiamo che uno non ha il garage per la macchina, magari aveva ricovero attrezzi agricoli. Cosa deve fare? Deve demolirlo. Infatti, cioè, sarà una mazzata che sentiranno tutte le famiglie normali a reddito fisso, che hanno un reddito mensile di 1.000-1.500 euro. Quelli che hanno redditi
come quelli che sono a Roma e che stabiliscono poi fanno queste leggi, sicuramente non dicono vabbè, cosa vuoi che siano anche i 1.800 euro di IMU all'anno, la paghiamo e non è un peso per loro, ma sicuramente è un grave peso per le famiglie prima di tutto. Ecco, che cosa secondo lei si può andare incontro? Perché lei poi come vice sindaco, comunque con aderenza alla realtà comunale di un territorio come come quello veneto, che cosa percepisce dalla persona? Allora, alla data odierna c'è tanta preoccupazione. C'è tanta preoccupazione nella gente e questa non è ancora percepita dai politici, però c'è tanta preoccupazione anche se uno non sa ancora quanto deve pagare, anche perché c'è un'area ancora di confusione che non è poco, però c'è tanta preoccupazione. Appena uno saprà cosa deve pagare, se uno sta bene, come abbiamo detto, fa parte magari di una società, di una parte di società che questo non è un problema, per carità, ma per l'altra parte di gente che magari ha perso il posto di lavoro, che magari sono anziani, che prendono 700-800 euro al mese, e ce ne sono diverse di queste persone. Ma infatti quello che sto pensando a persone, perché poi ho fatto questa obiezione, adesso è una figura politica, non mi ricordo quando è stato, e ho detto sì, ma queste persone che hanno questi nuclei familiari, che prendono poco, e l'obiezione è stata fatta, sì, tanto però c'è la detrazione per i figli, ma le coppie di pensionati o il pensionato da solo, la pensionata da sola, vedovo o vedova che dir si voglia, il separato che vive in una casa, in un appartamento, che non hanno da detrarre per i figli, perché poi non è che tutto il mondo ha figli, perché a questo punto se diciamo che l'Italia è il paese con la natalità praticamente a zero, già comprendiamo che non tutti hanno figli e non può fare queste detrazioni e vivono io invito anche i telespettatori a chiamare se ci sono situazioni del genere, con una pensione minima 700, in due magari 1100 euro. Come si può pensare in case, come dice lei, anche grandi, di campagna, che possano sopportare oneri del genere? È assurdo, poi andranno nei comuni ovviamente a chiedere al sindaco di venire incontro e il sindaco cosa risponderà? Ecco, noi abbiamo fatto delle proiezioni adesso che ci sono delle case che non sono grandissime, ma sono case agricole, cioè quelle che vanno fuori dal centro urbano, che sono state costruite anche negli anni 50, 60, 70. Era normale costruire in quel modo, che in queste case viene fuori 1.800, 1.800, 1.900 euro all'anno. Sono cifre mastodontiche per uno che non c'ha neanche i soldi per pagare poi le medicine, perché quando uno ha 70, 75, 80 anni, quei soldi che prende, mangia poco, ma li porta in farmacia, per farsi le visite, per il ticket famoso. Per cercare di stare bene, cioè i soldi li spende non per andare a spasso che non ce ne ha, ma li spende proprio per il benessere della sua persona. Assolutamente. Dobbiamo interrompere un attimo perché siamo in pubblicità, torniamo tra poco. Un po' la domanda era questa, ritorniamo sul discorso dell'IMU. Cosa possono fare i sindaci a questo punto che ricevono meno denaro, ne hanno bisogno perché poi restano sempre bloccati dal patto di stabilità, non è cambiato niente, non è cambiato niente. Nonostante le vostre rimostranze, sollevazioni, quello è stato bypassato come problema. E che potreste fare in una situazione del genere? La preoccupazione dei sindaci è grande, si stanno adesso affinando un po' tutte quante le varie tesi per vedere come procedere, perché non è neanche facile in questa situazione trovare delle soluzioni. Lo Stato, se fa delle leggi, i sindaci sono i primi che vogliono che le leggi vengano rispettate, ma è anche vero dall'altro canto che se non hai i soldi non puoi mica... quali soluzioni è che puoi trovare? I soldi sono indispensabili per far funzionare la macchina pubblica. I sindaci per i casi più disastrosi sicuramente troveranno una soluzione, ma certo non staranno neanche a guardare, perché se questa si chiama tassa IMU, imposta municipale, non vorranno
che si chiami imposta municipale e poi la danno allo Stato. Questo lei lo dice come capogruppo di ANCI, quindi... E pertanto stanno valutando anche dei ricorsi, perché lo Stato non può gravare tra l'altro la macchina, perché poi bisogna recuperare i soldi di quelli che non versano, fare gli accertamenti, e pertanto ulteriori costi per i comuni, perché gli accertamenti comunque, se vanno fatti, costano, non è che... e poi alla fine non hai dei risultati. Io penso che i sindaci comunque troveranno una soluzione per i casi più delicati, per le persone anziane, e soprattutto i più deboli sono gli anziani, che hanno molto spesso la pensione bassa e pertanto un reddito molto molto basso, e non saranno in grado di far fronte a questa tassazione, e pertanto i sindaci dovranno intervenire sulle persone ammalate, sugli anziani, sulle persone più deboli. Beh, non solo, poi anche giovani, perché poi teniamo conto che ci sono molti giovani che poi hanno perso il lavoro. Poi abbiamo il problema dei giovani che sono senza lavoro. Esatto. E infatti la preoccupazione dei sindaci, degli amministratori, è quella che, pur aumentando la tassazione, non si vede all'orizzonte una ripresa. La ripresa non si vede, e se non c'è ripresa, già in questi giorni si sta parlando che la manovra fatta col decreto Salva Italia forse non è sufficiente, e questa va a preoccupare ulteriormente le nostre famiglie. Ecco, secondo lei, questo è un po' un fuori tema allo stato attuale, ma può essere anche una domanda, una riflessione che chiunque abbia fatto. Il discorso del tema delle liberalizzazioni può essere un elemento che rilancia l'economia? Guardi, io non credo carità, che le liberalizzazioni in 2-4 rilancino l'economia. Probabilmente nel giro di 4-5 anni sicuramente sì, ma non nel 2012, nel 2013, ci vorranno anni. Sicuramente che ci siano dei castelli inviolabili non è giusto che ci siano, perché chi ha il castello poi si fa attorno il fossato e domina. È giusto che ci siano spazi, che gli spazi siano aperti per tutti, ma non credo che questi porteranno a nuovi, cioè che aumenteranno i posti di lavoro in modo reale. Per aumentare posti di lavoro io credo che bisogna dare fiducia ai giovani, dare dei finanziamenti, e qui i soldi li deve trovare chi governa, perché chi governa, se fa le scelte ai giovani che vengono fuori dalla scuola, se non si dà un'opportunità, se non si investe dando la fiducia, e pertanto dire, non so, ti do 30.000 euro e me li darai in 5 anni, perché inizino a fare qualche attività nuova, questi rimangono a casa con i genitori, e pertanto il governo deve pensare che se la gente non lavora, non produce, il reddito delle famiglie continua a diminuire e sarà una cosa disastrosa. Quindi diventa anche una responsabilità governativa importante, cioè che forse non Monti ha detto che nei prossimi giorni sicuramente dovrebbe trovare fuori il modo non solamente per le liberalizzazioni, ma anche per trovare nuovi spazi per i giovani, perché la grande industria mi pare che invece di aumentare i posti di lavoro quotidianamente li sta diminuendo. Le attività le stiamo un po' soffocando. Se non diamo spazio ai giovani che possono inventare nuove attività e creare nuovi posti di lavoro, certo è che il futuro non sarà... Ecco, questo discorso è verissimo, ma per carità, dopo la fantasia, grazie a Dio, all'Italia non manca. Il problema è che se uno fa prima un'azione, come si era detto, è vero che bisognava dare credibilità all'Europa, però fa prima un'azione ammazza Cristiano, come dico io, e poi fa la spesa di fare l'azione di rilancio, è incongruente, perché quando hai ammazzato le persone che non hanno più denaro, tu che attività ti inventi? Cioè l'italiano ha una grande fantasia, può inventare quello che si vuole, se gira moneta, se però la moneta gira solo ad altissimi livelli o ad alti livelli, perché abbiamo visto che il medio
è stato veramente ammazzato in qualsiasi tipo di imprenditore stesso, l'artigiano del nord-est, salvo che non abbia l'export o non abbia intenzione di localizzare, a quel punto però comunque è un perso. È difficile trovare occupazione per beni e servizi se questi non possono essere comprati, insomma, sostanzialmente. Ma noi sono 20 anni che corriamo dietro un po' come modello alla Germania. Prima perché ha iniziato con le rinnovabili, ma in Germania Più lineare, è molto più lineare, non ci sono i comitati, se si decide di fare una strada, tutti sono contenti che si fa la strada. Io sono andato a vedere un impianto in mezzo a un bosco, in mezzo a un'area naturale, tra l'altro, un inceneritore. E la prima domanda, sono andato con una delegazione di sindaci, la prima domanda che mi sono fatto e che ho fatto a quelli che ci spiegavano, ho detto: ma i comitati qua hanno creato tanti problemi, perché un inceneritore in mezzo a un'area protetta dove c'erano gli orsi, mi hanno spiegato anche, e questi non capivano bene questi comitati chi dovevano essere. Ho detto: ma quelli che protestano, dico: ma perché devono protestare? Abbiamo fatto una cosa per l'ambiente, perché l'inceneritore serve comunque. E noi per fare un inceneritore ci mettiamo, credo, 20 anni, e poi che l'abbiamo fatto magari lo chiudiamo perché è vetusto. è vetusto o perché c'è chi non lo vuole. Cioè, ci dovremmo dare una regolata anche a noi altri. Se noi guardiamo i quotidiani di questa settimana o della settimana passata, vediamo che anche per gli impianti di produzione di energie rinnovabili abbiamo i comitati. Beh, poi non ci possiamo però lamentare che la Germania va bene e noi andiamo male, perché i rifiuti di Napoli li portiamo in Germania. Dicevo prima, l'Eternit, che è un materiale che dobbiamo toglierlo dai nostri capannoni, non abbiamo siti per mettere giù l'Eternit. Noi cosa ne facciamo dell'Eternit? La portiamo in Germania, ma non è mica, è la Germania. Cosa ne fa? È contenta che la portiamo, però paghiamo sempre, ci dovremmo anche un po' darci una regolata e far sì che queste cose che abbiamo ce le teniamo nel nostro territorio. Assolutamente. Ecco, stiamo parlando appunto di soluzioni, allora, i giovani dovrebbero, cioè i giovani hanno la capacità di inventarsi nuove occupazioni, qui vedremo come, dove, eccetera. Il governo cercherà di incentivare questo. I comuni, anche lì la fantasia creativa, per la finanza creativa, no? Per ricavare risorse. Voi avete pensato che cosa? L'alienazione di immobili di proprietà, sì, comunale sostanzialmente, è possibile questo? In questo periodo dove vendere gli immobili comunali è disastroso, perché gli immobili comunque sono stati acquistati con i soldi dei cittadini, sono stati costruiti con i soldi dei cittadini, metterli in vendita in questo momento tra l'altro di crisi dove si corre il rischio che un immobile che costa 100 lo si vende a 60, perché questa poi è la realtà. La prima asta va deserta, la seconda va deserta, la terza va a trattativa, il comune ha bisogno di soldi perché non riesce a pagare gli operai che hanno fatto i lavori e lo vende anche a sottocosto. Abbiamo pensato di fare una fondazione dove, nel Veneto, dove i sindaci danno questi immobili alla fondazione, la fondazione li ripaga e poi loro continuano a usare questo immobile. Ad esempio, se un comune ha una palestra, la palestra la dà al valore reale alla fondazione e li paga poi annualmente una rata di affitto. E quando vuole, comunque come un leasing, diciamo, no? Dopo 10-15 anni, a seconda degli accordi, a seconda dell'ammortamento che si può fare, ritorna di proprietà del comune. Sarebbe un modo per dare liquidità ai comuni, per far sì che i comuni pagassero le imprese. Tantissimi comuni pagano le imprese dopo un anno e abbiamo degli artigiani che lavorano sulle strade, che lavorano sull'illuminazione pubblica e comunque lavorano per il comune, che non ce la fanno più perché avanzano i soldi dai comuni. È vero che le banche hanno detto
che sono in grado di finanziare e di anticipare questi soldi, ma prima di tutto vogliono gli interessi. Poi già le imprese sono andate a scontare questi soldi perché non avevano, pertanto non sono più in grado di andare avanti. Quindi non è una soluzione praticabile, secondo lei? No, la soluzione è praticabile. Sconveniente, scomoda, insomma. Allora, che le banche paghino, che le banche anticipino i soldi alle imprese per fare i lavori è scomoda perché alla fine all'impresa non resta niente, perché paga 2 volte gli interessi, mentre la fondazione per acquisire gli immobili dei comuni, solamente beni pubblici, e poi far pagare ai comuni la rata annuale o mensile come un leasing, credo che sia una cosa che nel giro di 5-6 mesi con l'ANCI riusciremo a fare. E con dica. Già abbiamo fatto dei convegni, già ne abbiamo parlato con dei sottosegretari, ancora ne avevamo iniziato a parlare l'anno scorso, credo che la cosa si stia maturando, sono convinto che entro i primi mesi di quest'anno, anzi correremo anche in modo più veloce per riuscire a farlo, verrà costituita tra i comuni del Veneto questa fondazione. Già più istituti finanziari hanno detto che sono disponibili a partecipare perché poi comunque ci serve della liquidità e sono convinto che nei prossimi mesi questa fondazione verrà costituita. Chi potrebbe avere interesse ad acquisire questi beni? No, i beni rimangono comunque pubblici, nel senso che il comune come se venisse fatta un'ipoteca, insomma. No, il comune di Padova dice io ho un palazzetto, una sala che costa 1 milione di euro, mi serve 1 milione di euro, te la do a te per 1 milione di euro, ti pago un leasing, cioè la fondazione rimane pubblica. Ho capito. E se tu li paghi le rate poi tu te la riprendi la sala, perché ci sono 2 tipi di immobili, ci sono gli immobili che comunque i comuni se ne devono disfare perché non servono, certo, se un comune ha un terreno residenziale o un terreno agricolo che non gli serve lo mette all'asta e lo vende, ma se un comune di beni che può disfarsene non ce ne ha e ha dei beni che sono propri, una sala pubblica ad esempio, una sala convegni, certo, sì. Una sala che può essere a servizio di un quartiere, se la tiene lui, la dà alla fondazione, la fondazione gli dà il 1 milione di euro e dopo lui gli paga le rate, pertanto ha subito una liquidità per fare le opere o per pagare le persone, sa che è come che avesse costituito un mutuo poi, però il suo bene non viene deprezzato, perché come abbiamo detto prima, se questa sala la mettessi in vendita invece di 1 milione di euro ne prenderebbe 600.000 euro. Certo, quindi sono tutte delle pertanto è un modo per creare una liquidità immediata e naturalmente noi siamo sempre fiduciosi e ottimisti che nei prossimi anni la situazione migliori. Io credo, se guardiamo indietro negli anni 60 il Veneto era messo eravamo messi molto male, in questi anni c'è stata sicuramente, si è creato un benessere, credo che questa crisi vada affrontata, l'importante è che riusciamo a capire qual è la situazione che non l'ha capita ancora nessuno e poi ci rimbocchiamo le maniche e con ottimismo vediamo di risolvere i problemi che ci arrivano. Allora, concludiamo poi questo discorso, c'è l'ultimo break pubblicitario, tra poco. Allora, siamo ritornati con voi nell'ultimo spazio, penso che abbiamo già una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Buongiorno, da dove chiama? Carissimi, buongiorno, Roberto di Padova. Buongiorno, ci dica tutto. Da Padova. Sì. Salve, dica. Abbassi il volume o spenga la televisione, comunque parli pure. Certo. Niente, è un piacere sentire il vostro ospite ed effettivamente da casa ci rendiamo conto che i sindaci
qualsiasi sia il loro orientamento politico, sono impregnati di buon senso e si sente che proprio fanno il lavoro con passione e in modo, diciamo, intelligente, condividendo le problematiche della cittadinanza e sottopagati, perché so che i sindaci sono gli unici politici che insomma non dico che patiscano la fame, però senz'altro forse guadagnano meno di quello che meriterebbero con tutte le beghe che hanno nel comune a risolvere le varie problematiche. Solo che proprio da casa ci stiamo rendendo conto che tanto bravi sono i sindaci, i politici provinciali, quelli insomma che giornalmente hanno i veri problemi del cittadino, con un paese che praticamente ha delle regole, ha un sistema di diritti acquisiti che sono stati istruiti da il signor Andreotti, inquisito 10 anni per mafia, poi è arrivato Craxi, tutto un ambaradan che ha creato dei diritti acquisiti che basta leggere un po' di libri di Stella, cioè, voglio dire, il dattilografo del Parlamento prende come il re di Spagna. Cioè, siamo arrivati in una situazione che sì, un default ci rimette la povera gente, però ci sarebbe veramente da sparigliare le carte. Adesso noi ci possiamo permettere di fare anche delle ciaccole da bar, perciò insomma, siccome ormai tutti i ragionamenti più raffinati li abbiamo visti in tutte le televisioni, perciò io mi posso permettere di fare la mia sparata. Io veramente vorrei un tribunale di Norimberga che vada a ripigliare con i dati che ci ha portato Stella tutti i pensionati della Sicilia a 5.000 euro al mese a 45 anni, quei personaggi che ogni tanto escono con 90.000 euro al mese di pensione, 80.000, apicali dello Stato a 300.000 euro, che poi, guarda caso, nelle trasmissioni, questi apicali dello Stato, quando se ne vanno in pensione anticipata, non li vuole più nessuno nella reale impresa privata, trovano spazio solo a livello di magna magna, perché hanno imparato il sistema delle pastette politici impresa. Cioè, e questo però non è un far emergere un senso di invidia, è far emergere che i responsabili del debito pubblico, del default italiano, hanno un nome e cognome politico e di voto di scambio, pensionati baby, pensionati a 52 anni che fanno la maratona a New York e pigliano 4-5 mila euro di pensione e si permettono di fare anche il secondo lavoro in nero. Cioè, il default ha dei responsabili che ormai cominciamo a capire, mentre invece nelle televisioni ci vogliono fare il boom che l'evasore è il gioielliere o il barista, quando l'evasore gioielliere è quel raro gioielliere della via centrale. Gli altri, quei poveracci col botteghino che devono vendere l'oro a 50 euro al grammo, oggi come oggi magari hanno anche difficoltà a pagare l'affitto. Dei bar un 10% s'arricchisce, un 90% dei baristi sono alla fame, però ci vogliono lanciare il messaggio che sarebbero loro i colpevoli, non le corporazioni della piazzetta. Il sindaco, e concludo, mi chiedo scusa che mi sono dilungato, e faccio presente al sindaco che non so di che paese sia, Polverare in provincia di Padova. Invece poi il classico paese con la piazza del paese, con il notaro del paese, l'avvocato del paese, l'assicurazione del paese, con sotto il barista con l'occhietto, con la posizione buona, che ha la clientela buona ed è protetto da un sistema di establishment politico. Allora quello una rondine non fa primavera, cioè noi dobbiamo selezionare tra gli evasori di Cortina e tra tutta quella gente che non ha il paracadute come lo statale, ma la statale, non quello dei 1.000 euro il poveraccio, l'apicale, i politici. No, chiarissimo, chiarissimo. Grazie, io devo interromperla perché il tempo sta volando. Grazie molto del suo intervento. Cosa ne dice? Commentiamo appunto la telefonata del signor Roberto. Ma io ringrazio questo signore di questo intervento. Qui è ora che diciamo al governo che è ora di cambiare. Questi diritti acquisiti devono cessare direttamente.
Ma appunto lo diciamo sempre tra di noi oppure nell'ambito di certe televisioni private oggettivamente, perché poi nell'ambito alto queste cose le ignorano o le vogliono ignorare e continuano a fare i loro interessi, perché anche la manovra che doveva essere grandemente equa abbiamo visto che equa non lo è stata, insomma. La manovra non è equa, è iniqua e certo. adesso sicuramente se le cose vanno così tanti cittadini cominceranno anche a diventare cattivi, perché quando li si tocca nelle proprie tasche e uno non c'ha neanche poi i soldi da pagare, uno diventa anche cattivo. Allora dovremmo dire al governo, la prima cosa che si deve fare è che nel pubblico non ci devono essere persone che prendono 450.000 euro all'anno. Nel pubblico ci deve essere una... Ma non si toccheranno mai le tasche, le loro tasche alla fine, perché questo secondo me è un dato di fatto, se no avrebbero già preso seri provvedimenti. C'è addirittura una radio nazionale che sta facendo una petizione per l'abbassamento delle rendite di posizione, quello che sta andando avanti mesi, secondo me non ottiene nessun risultato. Ed è già strano che ci sia una radio, un'emittente nazionale che riesce a fare questo, è sconvolgente ma non lo fanno. Secondo lei fin dove l'arrabbiatura della gente può arrivare senza che ci sia dei portavoci credibili che riescano a ottenere un certo tipo di risposta? Quando la gente la si tocca nelle proprie tasche diventa cattiva e dobbiamo fare uno sforzo, lo dobbiamo fare tutti, ma non dobbiamo fregare quelli che hanno meno e far sì che quelli che hanno di più comunque continuano a magari cavarsela. Poi a cavarsela e poi si trovano magari delle ulteriori indennità, degli ulteriori marchingegni che magari si portano a casa degli altri soldi, come abbiamo visto che fanno magari in Sicilia. Bisogna assolutamente che le inequità vengano tolte. E tiriamo via le regioni a statuto speciale, non è più possibile che ci siano queste regioni che sono state inventate 50 anni fa. Esatto, io devo interrompere, siamo arrivati al termine. Grazie della sua presenza, di essere intervenuta alla nostra trasmissione, speriamo di averla ancora nostra ospite, naturalmente, grazie a voi che ci avete seguito. Io vi rinnovo l'appuntamento, oggi è martedì, questa sera dalle 21 alle 23 parleremo appunto di come si può trovare una soluzione per il mercato del lavoro, lo faremo con esponenti politici ma anche del mondo imprenditoriale e di associazioni di categoria, lo faremo naturalmente con voi, con la vostra partecipazione, parleremo anche dell'utilità o meno delle liberalizzazioni, quindi partecipate, scrivete i vostri messaggi, telefonate, come sempre cercheremo di darvi delle risposte. Alle 21 questa sera come sempre. Grazie e arrivederci. Buongiorno a tutti.